Benvenuti ancora una volta a seguire i pellegrinaggi della troupe di Paese che vai. Siamo ad Aquileia, in cerca del passato meno noto di questa importante colonia romana, fondata nel 181 a.C. come fortezza militare, con scopi soprattutto commerciali. L'epoca imperiale è qui la più conosciuta, un po' meno si sa invece dell'epoca repubblicana, anche se è proprio nel I secolo a.C. che il porto di Aquileia comincia ad assumere una grande importanza per i traffici commerciali del Mediterraneo. Dagli studi fatti sui reperti rinvenuti si evince che Aquileia era in rapporti commerciali con l'Asia Minore, l'Africa mediterranea e tutto l'entroterra continentale dell'Europa orientale. Contatti costanti si avevano con città come Alessandria d'Egitto, Atene, Damasco e Antiochia. Merci e persone di tutti i ceti sociali transitavano da qui, venendo in contatto con le genti del posto. È proprio l'ascesa di Aquileia come emporio commerciale dell'Alto Mediterraneo, in collegamento con tutto l'impero romano, è il motivo per cui si è certi che di qui passassero genti di razze, usi, costumi, religioni diversissime tra di loro, in stato di libertà o come schiavi, appartenenti alla cerchia dell'imperatore o soldati in carriera. La varietà di persone che vissero ad Aquileia, testimoniata da iscrizioni e da altre fonti, ci suggerisce una contaminazione culturale nel senso ampio del termine, che ha molto a che vedere con il nostro concetto moderno di globalizzazione. Oggi siamo molto abituati a sentire parole come cosmopolitismo, integrazione, minoranze. Sono concetti che esistono da sempre, eppure nelle diverse epoche storiche e latitudini sono stati declinati in modi diversi. Parole come razzismo o discriminazione, ai tempi dei Cesari, avevano poco senso se applicate ai concetti di razza o credo religioso. Di conseguenza, le culture e specialmente le iconografie tendevano a mescolarsi in un clima molto più liberale di quanto sia poi accaduto nel Medioevo, un'epoca in cui le tracce del passato sono state cancellate con molto più zelo.